sale direttamente dal parcheggio, che è dalla statale che sale verso il Falzarego direttamente da Cortina, porta al rifugio Cinque Torri. Si segue per qualche centinaio di metri la strada asfaltata per poi intraprendere il sentiero 439 che sale direttamente all'interno di questi boschi, per arrivare poi in circa un'oretta di sentiero a un bivio dove sulla destra si sale direttamente alle Cinque Torri, ma che io consiglio di tenere leggermente sulla sinistra per visitare quella piccola baita, è il Cason de Claudio. Ottimo punto di vista verso il Stoi de Formin e Forcella Giau. Si prosegue sempre per il sentiero 439 per il primo step al rifugio Cinque Torri. Appena sulla sinistra del rifugio Cinque Torri troverete una deviazione di sentiero, il 443, che dà come indicazioni per il passo Giau. Vi consiglio questa leggera deviazione che vi porterà via solo pochi minuti e fra un po' scopriremo il perché. È una deviazione che porta via soltanto una decina di minuti, bella panoramica che guarda verso il Nuvolao, ma soprattutto perché unisce a sé le Cinque Torri e la Tofana di Rozes. E per rientrare poi alle Cinque Torri nuovamente si segue le indicazioni per il rifugio Scoiattoli. Si arriva così ai 2255 metri del rifugio Scoiattoli. Dopo aver lasciato il rifugio Scoiattoli si va a completare quest'anello sul sentiero 425 per entrare quindi nel cuore delle Cinque Torri. Il museo all'aperto della Grande Guerra alle Cinque Torri. Merita sicuramente di essere visitato e dedicare 10 minuti di questo itinerario per questo luogo così speciale, così particolare.
Terminato l'anello delle 5 Torri si prosegue sul sentiero 425 in direzione del rifugio 5 Torri. Prima del rifugio però una deviazione sulla sinistra seguendo questa tabella indicativa per Dei Dadones. Si tratta di una deviazione attraverso bosco che praticamente evita di rientrare così al rifugio, ma che nel giro di poco tempo si ricongiunge nuovamente con la carrozzabile che sale direttamente al rifugio 5 Torri, quindi si rientra sul sentiero 425. Come riferimento per questa parte finale di sentiero, trincee, ancora trincee, le stesse che rientrano all'interno del museo all'aria aperta della Grande Guerra delle 5 Torri, quindi tenete in considerazione questa parte di sentiero così particolare. Un anello che guarda verso punti panoramici sicuramente molto interessanti. La Verao e il Nuvolao guardando verso sud in direzione del Passo Giao, invece a nord la Tofana di Rozes, il Lagazzoi e la bellezza della natura, dei boschi del Passo Falzarego. Quello che vi consiglio è di seguire la lettera, quel paio di deviazioni che vi ho elencato durante il video che vi ho fatto vedere, questo per ampliare maggiormente quest'anello e per ammirare questi luoghi da diversi punti di vista, sicuramente molto particolari durante questa stagione.